Bella a tutti raga, qui è Miro, eccoci qua nel video post partita di Cagliari Inter. Fatto adesso Lukaku il 3-1, che dire, partita secondo me è stata bellissima, una bellissima partita, non ci fate caso, c'ho un fratello sotto al mento, però vabbè. Mm, Posso dire che oggi non me la posso prendere con nessuno. Oggi più che mai sono fiero dei miei ragazzi. Sono veramente fiero. Sì, Cherry si è mangiato il gol del pareggio, Pavoletti pure si è mangiato un gol, ma oggi non me la sento di prendermela con nessuno. Con nessuno. Oggi abbiamo perso contro una squadra nettamente più forte. Non so se rimarrà il 3-1 il risultato, se faremo il 3-2 difficilmente la pareggeremo, tanto qui Andanovic para. Però veramente non me la sento di prendermela con nessuno perché comunque abbiamo perso contro l'Inter. Abbiamo perso recuperando comunque soltanto in extremis due giocatori importantissimi ma che purtroppo non potevano fare granché, ovvero Nandez e Simeone, tant'è che non sono nemmeno partiti dal primo minuto, come è giusto che sia, perché comunque la forma partita non ce l'avevano. Non me la sento di recriminare in niente, sono semplicemente contento di quello che ha fatto la mia squadra, di quello che ho potuto vedere, dell'atteggiamento, della mentalità, ed è un concetto che ribadirò video dopo video, perché il Cagliari di Di Francesco sta facendo veramente bene. Tralasciando a quelli che sono i risultati, il Cagliari di Di Francesco sta veramente facendo bene. Ha i coglioni sotto, alle palle, ha il coraggio. Ha il coraggio. Non ho veramente nulla da recriminare. Ovviamente quando ti ritrovi a vincere contro l'Inter già dal primo tempo, poi passa al secondo, l'Inter diventa attrazione totalmente offensiva, lì è difficile mantenere il risultato, perché comunque quando loro hanno Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi, tutti dentro, è difficile mantenere il risultato. Il gol di Barella purtroppo è successo quello che è successo, si è trovato lì da solo, ha tirato bene, ha fatto gol. Magari sul gol di D'Ambrosio, magari la linea doveva essere un po' più alta, però lì te la rischiavi. Era tutto un problema e comunque non me la sento nemmeno di lamentarmi per il gol, nemmeno per il terzo gol, perché lì Crani ovviamente ha provato a pareggiarla, lì tanto stai perdendo, ti butti anche tu in area, magari riesci a fare qualcosa e purtroppo abbiamo subito il contropiede. Ci sta ragazzi, io posso soltanto dire che sono veramente fierissimo della mia squadra, sono contentissimo e sono paradossalmente contentissimo di perdere così, perché se devo perdere una partita io voglio perderla così. Sono contento di averla persa a questo punto. Quindi sostanzialmente questo è un video di elogio a questo Cagliari e al mister che stanno trasmettendo un qualcosa di fantastico, veramente. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e concludo ribadendo il concetto. Grazie ragazzi e grazie mister. Bella raga.